Due parole molto rapide a nome dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti per dirvi prima di tutto come siamo più che soddisfatti, siamo quasi onorati per un convegno di questo genere, un convegno che forse per le sue declinazioni, per quello che ho potuto vedere anche da non esperto del settore, io sono un rozzo medievista, quindi qui sono quasi infiltrato, ma per quello che ho potuto vedere ha un taglio che è diverso dalle altre iniziative che si rivolgono a questo periodo. Devo dire quindi che siamo particolarmente lieti di questo, siamo particolarmente lieti anche della collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Padova che ci ha molto aiutato, col quale abbiamo molto bene, molto amichevolmente, molto positivamente operato insieme nella organizzazione e nell'individuazione degli inviti e dei temi. Se permettete ancora un'altra intromissione da rozzo medievista, mi pare che il tema sia di una straordinaria attualità. Parlavo prima, mi veniva in mente una cosa sciocca, ma me la perdonerete, il secolo breve, l'idea del secolo breve. Dicevo, ma forse quel secolo breve che comincia allora con gli eventi di cui oggi voi parlerete e che poi abbiamo intenzione, se siete d'accordo, se ne è già parlato, di raccogliere in uno specifico volume, quel secolo breve per le conseguenze di quegli eventi che oggi e domani, soprattutto i trattati di pace, non solo l'evento bellico, ma i trattati di pace hanno prodotto, forse era l'apertura di un secolo lungo, nel senso che quegli equilibri allora stabiliti sono equilibri che in buona misura mi pare ancora per certi settori continuino. E questo appunto mi fa pensare, mi convince della grande attualità del tema scelto per questo incontro, per cui io spero che tutto quello che avete trovato stia funzionando, spero che l'Istituto stia facendo come deve la sua parte. Vi ringrazio per aver accettato l'invito, ringrazio di nuovo soprattutto l'Università di Padova che in questa operazione a due è stata fondamentale e, per così dire, tolgo subito il disturbo e il rozzo medievista si affida alle capacità degli studiosi veri che oggi parlano di questi temi. Molte grazie, a te la parola. Io prima di passare e darmi la parola e quindi di tenere la prima relazione, ci tenevo a ringraziare l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti. Devo dire che quando il collega Pierluigi Ballini mi ha fatto presente che c'era l'ipotesi di organizzare un convegno appunto trattati di pace della Prima Guerra Mondiale e mi ha chiesto se mi interessava collaborare, devo dire che ho risposto immediatamente e positivamente e proprio perché l'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti rappresenta un punto di riferimento fondamentale dal punto di vista culturale, non solo voglio dire per la regione del Veneto, ma più in generale nel panorama italiano e internazionale. Quindi mi sono sentito onorato di questa proposta e di aver potuto dare una mano, qualche aiuto appunto nell'organizzazione del convegno. Devo dire che è stata una collaborazione perfetta, non abbiamo avuto particolari problemi, ci siamo visti, incontrati, abbiamo elaborato un programma insieme che mi sembra molto interessante e anch'io vorrei sottolineare anche per
così, per una serie di esperienze in qualche modo dirette personali. Forse farò qualche cenno nell'ambito della mia relazione, come tutto sommato il centenario della Grande Guerra in fondo ci veda coinvolti da almeno 4-5 anni in tutta una serie di iniziative. Devo dire che qualcuno dei partecipanti mi ha anche detto basta, non ne posso più del centenario della Grande Guerra, qualche volta dovrò anch'io un po' questa sensazione. In realtà sto un po' scherzando, il centenario ha offerto tutta una serie di opportunità, di nuovi studi, di nuove ricerche, di nuovi contributi. Posso però dire che almeno nel caso italiano l'attenzione si è concentrata, diciamo, su due ambiti prevalenti, quello della storia sociale e quello della storia culturale. In questo non c'è niente di male, anzi ritengo che si tratti di ambiti particolarmente importanti. Devo dire che forse il settore abbastanza assente, o diciamo la cui presenza non è stata particolarmente forte, è proprio quello diciamo della dimensione politica. Non parlo poi della dimensione politica internazionale, perché è bene che stia zitto, perché naturalmente parlo nell'ambito che più mi riguarda, però se dovessi dire la verità, a parte alcune iniziative, veramente non c'è stato molto. Lasciamo perdere le ragioni di tutto questo, riguardano, diciamo, gli equilibri tra i vari ambiti degli studi storici, ma io devo dire, permettetemi di dire che se l'approccio culturale, l'approccio sociale è certamente importante, devo dire che l'approccio della storia politica poi in fondo è quello che ci permette di comprendere tutta una serie di processi. Credo che forse sarebbe bene che ci fossero tutti questi approcci e che a volte dialogassero anche un po' di più. Quindi mi pare che il programma risponda pienamente anche, devo dire, a una visione che non è solo italiana, ma è una visione internazionale, e quindi spero che appunto ci sia una piena soddisfazione nell'ascoltare le relazioni che verranno tenute oggi e domani. E ci tengo, ultima cosa e poi chiudo, naturalmente a ringraziare non solo, anzi devo dire, non come singolo, ma come rappresentante del mio dipartimento, quindi il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, che devo dire nel settore degli studi storici e degli studi di storia delle relazioni internazionali cerca di essere presente e di fare la sua parte anche attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni. Solo voglio dire, pochi mesi fa, per esempio, abbiamo tenuto sempre sulle questioni della Prima Guerra Mondiale a Padova un convegno in collaborazione con l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, proprio perché io ritengo che sia fondamentale la collaborazione con qualsiasi istituzione scientifica, perché questo è uno dei pochi modi con cui si fanno progredire. Quindi questo lo volevo dire appunto a nome del mio dipartimento, quindi il mio ringraziamento va non come persona, ma naturalmente come rappresentante del Dipartimento appunto di Scienze Politiche dell'Università di Padova. Quindi vi ringrazio e appunto mi passo la parola, visto che la prima relazione tocca a me. Generalmente la mia abitudine è parlare a braccio, ma oggi ho ritenuto invece che leggere quanto ho preparato. Devo dire che appunto affrontare un tema come quello che mi è stato assegnato non è un compito agevole. Questo tema è al contempo complesso e forse anche un po' vago. Sulle conseguenze della Prima Guerra Mondiale si sono cimentati decine, io probabilmente vogliamo dire centinaia di studiosi, tutti con ben maggiori competenze e capacità di quanto io non ne possieda. Infine, i limiti di tempo imposti da una relazione a un convegno non mi consentono di oltrepassare gli abituali 20-25 minuti previsti, tra l'altro da un programma che è particolarmente intenso.
Mi limiterò dunque a proporre alcune considerazioni, alcuni spunti per un'ulteriore riflessione, basandomi tra l'altro su alcuni contributi più recenti che la storiografia, soprattutto devo dire la storiografia internazionale, ma in qualche modo anche quella italiana, ha offerto intorno alla Prima Guerra Mondiale e al primo dopoguerra, nella speranza che tali considerazioni possano risultare utili per la discussione. In primo luogo vorrei elencare i fattori più significativi, almeno naturalmente a mio avviso, che sono stati posti in luce dai più importanti e innovativi studi apparsi in questi ultimi anni, sottolineando come, sempre a mio giudizio, nell'ambito degli studi storici sul Novecento, lo dice in realtà uno storico che ha sempre privilegiato il secondo dopoguerra. Io fondamentalmente sono uno storico della guerra fredda e dell'integrazione europea, solo da alcuni anni sono tornato indietro del tempo. Devo dire che invece i contributi più stimolanti sono stati offerti proprio intorno al significato di lungo periodo della Prima Guerra Mondiale e del periodo adesso immediatamente successivo. Si potrebbe sostenere che a questo fiorire di ricerche e di nuove interpretazioni abbia contribuito in maniera sostanziale, come dicevo prima, le celebrazioni di un lungo anniversario apertosi del 2014 e in qualche modo tuttora in corso. Se ciò è certamente vero, e naturalmente dovrebbe porci anche qualche interrogativo sull'uso pubblico della storia, ritengo che vi sia un'altra ragione, ben più importante forse della occasione celebrativa. Stiamo infatti vivendo, veniva sottolineato in precedenza appunto dal collega Ortalli, stiamo infatti vivendo una fase di ridefinizione del sistema internazionale con tutte le sue incertezze e difficoltà, anche di carattere interpretativo, con una comparsa di nuovi attori sullo scenario internazionale e un mutamento di equilibri ritenuti consolidati e di rapporti di forza che erano apparsi immutabili. Abbiamo vissuto e stiamo in parte ancora vivendo una crisi economica di natura globale che, pur con le debite diversità, è stata spesso paragonata a quella del 1929. Infine, stiamo sperimentando ancora le conseguenze di un lungo periodo della fine di un conflitto, la Guerra Fredda, che con la sua conclusione aveva imposto l'esigenza di un ripensamento radicale dell'ordine internazionale e di tutti i suoi parametri, da quelli di carattere politico a quelli di carattere economico, a quelli di carattere sociale. Come è noto, la storia non si ripete ed è sempre diversa. Sarebbe dunque azzardato compiere un paragone tra la Prima Guerra Mondiale e la Guerra Fredda e fra gli anni '20 e l'ultimo quarto di secolo dopo il crollo del muro di Berlino e la fine del comunismo. Ciò non toglie che, come la Grande Guerra aprì il cosiddetto secolo breve, caratterizzando con le sue conseguenze quasi tutto il XXI secolo, la fine dello scontro fra Est e Ovest ha aperto una fase di transizione verso i caratteri del XXI secolo. Ciò spiega, a mio modo di vedere, piuttosto che gli intenti celebrativi, il fiorire di studi e ricerche sul periodo che stiamo prendendo in esame in questo convegno, nonché l'importanza di una serie di contributi apparsi in questi ultimi anni. Facendo ritorno ai fattori che mi appaiono di maggiore interesse per una, spero, migliore comprensione e per una diversa interpretazione della Grande Guerra e degli anni immediatamente successivi, individuerei i seguenti 4 elementi fondamentali. Naturalmente, come tutti sappiamo, il tutto è arbitrario, gli storici per loro fortuna si divertono a, voglio dire, inventare interpretazioni che poi sono subito contestate dai colleghi. Quali sono questi 4 elementi, questi 4 fattori? Ma il primo, l'esigenza di una periodizzazione che vada al di là degli eventi bellici, in altri termini l'individuazione di significativi momenti di svolta. Il secondo, la discussione in merito alla stabilità, o se si preferisce alla validità, del sistema internazionale uscito dalla Grande Guerra e di solito definito come il sistema di Versailles. In altri termini, un ripensamento intorno al nuovo dibattito, intorno al dilemma se gli anni 20 e 30 non siano, anzi, non tanto il nuovo dibattito, ma insomma, se gli anni 20 e 30 non siano stati una semplice tregua in un lungo conflitto apertosi nel 1914 e conclusosi nel 1945. Il terzo elemento sono gli interrogativi circa il rapporto determinandosi fra il nuovo sistema internazionale e le trasformazioni politiche, economiche e sociali
vissute sul piano interno, in altri termini, chi ha influenzato maggiormente cosa. E ultimo elemento, l'esigenza di affrontare questo periodo storico in una prospettiva non più eurocentrica, ma neppure più limitata all'altrettanto tradizionale visione della Prima Guerra Mondiale come il primo ingresso di un attore extraeuropeo, gli Stati Uniti, e di un altro attore parzialmente extraeuropeo, la Russia bolscevica, destinati con le rispettive quanto confliggenti ideologie universalistiche e messianiche a condizionare quasi tutto il XX secolo. Prenderei dunque le mosse dalla prima questione, cioè quella della periodizzazione. A questo proposito mi sembra si possa affermare che quasi tutti gli studiosi, magari con sfumature diverse, abbiano individuato nel 1917 un tornante fondamentale nella storia del Novecento. Non solo l'ingresso in guerra degli Stati Uniti e la rivoluzione bolscevica aprirono una nuova fase nelle relazioni internazionali, con una diversa concezione dei caratteri e dei fini del sistema internazionale, una concezione che avrebbe segnato la fine del conflitto e i successivi equilibri, ma come avremo modo di vedere in seguito, il loro ruolo avrebbe sancito l'avvio di processi globali che fecero sentire le loro conseguenze ben al di là del continente europeo o di un ambito che possiamo definire euroatlantico. In proposito mi sembra di particolare rilievo il recente volume di David Stevenson sul 1917. Ma se il termine a quo, quindi il termine di partenza, di una nuova fase storica è quasi universalmente riconosciuto, gli studi più recenti sembrano aver aperto un dibattito sul termine ad quem, cioè dove ci fermiamo. Ha senso limitare il dopoguerra a Versailles, in altri termini al 1919-1920 come periodo che vide il tentativo di costruire un nuovo ordine internazionale, o ha più senso giungere al 1922 con la conferenza di Genova e l'accordo russo-tedeschi di Rapallo, oppure ancora spingersi al 1923-24 con il Trattato di Losanna con la Turchia kemalista e i primi riconoscimenti diplomatici della Russia sovietica. In realtà alcuni studi recenti sembrano, soprattutto in base a una prospettiva globale e tenendo conto della dimensione economica, considerare un arco di tempo più ampio che giungerebbe fino al 1929, individuando quindi degli elementi di continuità in un decennio apertosi con Versailles e conclusosi con la grande crisi, appunto 1929-1930. In altri termini, un lungo decennio di assestamento, ma anche un arco di tempo nel corso del quale sarebbero maturati processi e dinamiche, in particolare nei contesti extraeuropei, che avrebbero fatto sentire le loro conseguenze anche nei decenni successivi. In tale contesto mi sembra particolarmente significativo il volume di Adam Tooze, The Deluge, che è stato, devo dire, un volume a mio giudizio di particolare importanza. Passerei ora alla seconda questione di fondo sollevata dalla storiografia, cioè quella della stabilità del sistema internazionale creato a Versailles. Ancora una volta avendo in mente il volume di Tooze, ma non trascurando saggi quali quelli di Robert Gerbert, The Vanquish, quelli di Susan Pedersen, The Guardians, e devo dire anche in fondo quelli di Georges Soutou, qui presente, sugli obiettivi di guerra naturalmente della Francia. In questo ambito si ha la sensazione di interpretazioni diverse tra loro, ma forse non del tutto contrastanti, perché spesso declinate in dimensioni diverse, cioè da quella politica a quella economica a quella sociale. Certamente è difficile sostenere che, soprattutto dal punto di vista politico e dei rapporti fra gli Stati, quanto elaborato a Versailles apparisse stabile, ma come sempre dobbiamo anche evitare le analisi ex post, condizionate da quanto sarebbe accaduto successivamente. Ovviamente noi sappiamo c'è stata una seconda guerra mondiale, forse tutto sommato il Trattato di Versailles non funzionava e non era stabile. Però non dobbiamo porci solo in questa prospettiva. Quindi in proposito è sufficiente, però se la vogliamo mantenere, o anche contestare, io devo dire contestare, in proposito è sufficiente prendere in considerazione la Germania, l'attore che avrebbe poi determinato lo scatenamento di un secondo conflitto mondiale. Tra il 1924 e il 1925 sembravano prevalere i fattori di stabilizzazione. L'economia, anche grazie ai prestiti americani, parve riprendersi rapidamente. Il paese venne ammesso alla Società delle Nazioni. Il partito nazista si ridusse a una forza politica marginale.
Le stesse opinioni pubbliche in Germania e in Francia si indirizzarono verso forme di riavvicinamento. Basti pensare, cose che la storiografia francese ha studiato, devo dire in dettaglio, basti pensare appunto alla volontà di riconciliazione e al sostegno al pacifismo di molte associazioni, ad esempio degli ex combattenti, in nome della comune esperienza della trincea e delle analoghe sofferenze e sacrifici vissuti. La stessa Società delle Nazioni, vista dagli anni 30 in avanti come un simbolo del fallimento del sistema di Versailles, se invece vista negli anni 20, come fatto da vari studi recenti, penso appunto al volume di Guardians della Pedersen, mostra una realtà sensibilmente diversa, o quantomeno con nuove interessanti sfumature. In proposito, appunto, come dicevo, il volume della Pedersen ha radicalmente rivalutato l'azione condotta da questo organismo internazionale nei confronti dei mandati, sottolineando il reale impegno affinché tale istituzione non fosse una semplice riedizione della realtà coloniale, bensì un efficace strumento per l'attuazione dei principi wilsoniani e della S.D.N. miranti a favorire la crescente autonomia, quindi l'indipendenza dei popoli sottoposti al regime mandatario. Non può essere trascurata l'azione della Società delle Nazioni nel campo umanitario, per risolvere i problemi determinati dagli scambi di popolazione, dal mutamento dei confini e dalla perdita di nazionalità derivanti dal crollo dei grandi imperi, in particolare in Europa centro-orientale. Persino dalla dimensione economica, ancora una volta TUS sembra voler sottolineare gli sforzi compiuti dai vari attori per dare ordine a un'economia internazionale sconvolta dalle vicende della guerra. Tutti elementi che pongono nuovamente la questione se effettivamente sia possibile tracciare una sorta di ineluttabile continuità tra la prima e la seconda guerra mondiale. Arrivo a questo punto al terzo elemento, quindi al rapporto tra sistema internazionale e le trasformazioni politiche, economiche e sociali di natura interna, aspetto che si lega strettamente al precedente circa la stabilità del sistema di Versailles. In questo ambito non è possibile trascurare i contributi vari e numerosi sulla rivoluzione bolscevica e sulle sue conseguenze, in particolare nel continente europeo, dai volumi di Dominic Lieben, Towards the Flame, ad esempio, a quelli di Sean McMeekin sulla rivoluzione d'ottobre, agli studi di Alexandre Sunf sulla guerre oubliée, nonché agli studi sull'uso della violenza nella politica, in tal caso penso al volume di Gerward, The Vanquish, o a quello curato da Chris Millington e Kevin Passmore, sempre anche questo sulla violenza nel periodo tra le due guerre mondiali. Ove si tenga conto solo di questi studi, appare evidente come il dopoguerra aprisse una lunga fase di incertezza e di instabilità, dai tentativi rivoluzionari e controrivoluzionari in Germania, agli scontri sulla definizione dei confini in Europa centro-orientale, ai conflitti aperti di natura etnica con i loro episodi di persecuzione e massacri, come nel caso della guerra greco-turca, ma anche nel continente europeo, alla esasperazione nazionalistica, alla conflittualità politico-sociale, conclusasi con l'instaurazione di regimi autoritari, come nel caso del fascismo italiano. Ma tutte le democrazie avrebbero vissuto momenti di grande tensione negli anni '20. Io devo dire che a volte si dimentica che anche la Gran Bretagna, modello di democrazia, forse ha avuto qualche problema in Irlanda con una guerra civile sanguinosa, con l'azione di gruppi paramilitari come Black and Tans, che qualcuno poi ha, devo dire, posto in relazione addirittura col movimento fascista da un certo punto di vista. Credo fosse una cosa diversa, ma insomma. Molti autori hanno così sottolineato come la violenza vissuta nel corso della guerra si sarebbe poi tradotta in uno strumento politico utilizzato nelle piazze delle città. Se tutto ciò è certamente vero, e avrebbe avuto un riflesso negativo sul tentativo di creare un ordine internazionale stabile, non può essere trascurato, come è stato fatto da altri studiosi, come la Prima Guerra Mondiale aprisse anche un'era di trasformazioni sociali positive che avrebbero avuto conseguenze di lungo periodo. Basti pensare al diverso ruolo della donna nelle società, dal suo forte ingresso nel mondo del lavoro all'acquisizione di basilari diritti politici. Non è un caso che il diritto di voto alle donne sarebbe stato sancito in Russia nel 1918, nel Regno Unito nel 1918, nei Paesi Bassi nel 1919, in Belgio nel 1919, negli Stati Uniti nel 1920. Certo, c'è qualche paese che fa un'eccezione, tra cui devo dire anche la democrazia francese, ma insomma, vabbè, questo lo mettiamo da parte. Non parliamo del caso italiano, Un altro aspetto che non può essere posto da parte è la diversa concezione dei rapporti sociali e la vivacità culturale del primo dopoguerra.
Io penso dai cosiddetti Roaring Twenties, voglio dire, dagli anni ruggenti negli Stati Uniti, alla Parigi delle années folles degli anni 20, alla Berlino trasgressiva degli anni 20 e alla crisi della morale vittoriana in Gran Bretagna, sempre negli anni 20. Certo, si trattò di fenomeni prevalentemente urbani, anzi spesso limitati ad alcune grandi capitali, cioè Parigi, voglio dire, Berlino, non è che si andasse molto oltre. Gli Stati Uniti ovviamente è un caso diverso. E fenomeni in qualche modo riassorbiti nel corso degli anni 30, che però avrebbero rappresentato un momento importante dal punto di vista sociale e intellettuale nel corso del Novecento e avrebbero preannunciato le trasformazioni manifestatesi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il caso, per esempio, naturalmente del ruolo delle donne naturalmente nella società. Però, voglio dire, ciò che è accaduto dopo il 1945 è difficilmente comprensibile se non si tiene conto di ciò che è accaduto durante la Prima Guerra Mondiale e dopo appunto il 1918-1919. Vengo infine all'ultimo elemento individuato, cioè l'esigenza di un approccio globale non più eurocentrico. In questo caso devo ammettere che non appartengo all'entusiastico gruppo dei sostenitori della storia globale, faccio ammenda, nei cui confronti io qualche volta ho qualche perplessità, ma moderata. Ciò non toglie che la Prima Guerra Mondiale sia stata veramente mondiale, o se preferiamo globale, nelle sue conseguenze, e non possa essere ridotta a una guerra europea con delle minori appendici in varie parti del mondo. Tanto per cominciare, è innegabile che negli ultimi anni gli studi storici abbiano dimostrato un crescente interesse nei confronti dell'impero ottomano, come un attore autonomo nel corso del conflitto. Basti pensare, non so, a un contributo come quello di Eugene Rogan, ma anche ai contributi di Zurcher, tanto per fare qualche nome, nonché appunto per i riflessi che il suo crollo ebbe nel contesto del Medio Oriente, in una prospettiva interpretativa che non si può limitare al ruolo della Gran Bretagna e della Francia degli accordi Sykes-Picot in avanti, ma che vede la nascita, o forse meglio la costruzione, del moderno Medio Oriente come l'esito dell'interazione fra le scelte delle grandi potenze con la parte avuta da attori e dinamiche locali, basti ricordare i volumi di Fromkin, di James Barr e così via. Gli studi più recenti non si sono però limitati alle trasformazioni derivanti dal crollo degli imperi, ma hanno esteso la loro attenzione nei confronti dell'impatto che il primo conflitto, nonché il coinvolgimento degli Stati Uniti e della rivoluzione bolscevica, ebbero sugli imperi consolidati. Particolare interesse ha suscitato il caso dell'India, non solo per il tentativo dei bolscevichi di minare le fondamenta dell'impero britannico in Asia, ma anche per la nascita di un forte movimento indipendentista, so che naturalmente era nato anche prima, però è dagli anni 20 che diventa qualcosa di veramente importante, che avrebbe fatto sentire la propria voce in maniera forte proprio all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Altrettanta attenzione è stata dedicata al Giappone e alla Cina. Nel primo di questi paesi la Grande Guerra avrebbe sancito definitivamente, dopo l'esperienza della guerra russo-nipponica, l'ingresso nel numero delle grandi potenze, ma anche l'inasprirsi di quella rivalità con gli Stati Uniti che avrebbe trovato una soluzione solo dopo il 1945. Quindi in questo caso veramente l'ingresso di tutto il Pacifico, di tutta l'Asia nelle relazioni internazionali. Quanto alla Cina, sebbene gli anni 20 e 30 siano spesso stati interpretati come un periodo di debolezza, di grandi difficoltà interne, una lettura diversa, posta da altri autori, li interpreta invece come un periodo diverso, come la fase in cui la Cina avrebbe cominciato a superare l'involuzione manifestatasi nel corso dell'Ottocento, soprattutto con la comparsa di un forte sentimento di riscatto nazionale, interpretato naturalmente in maniera diversa dal Kuomintang da una parte e dal Partito Comunista dall'altra. Ne possono essere trascurati, anche in questo caso devo dire gli studi inglesi e francesi sono importanti, il rilievo dell'esperienza nella guerra europea vissuta da milioni di individui appartenenti ai popoli soggetti, dai lavoratori asiatici, vietnamiti ad esempio, utilizzati in Francia, ai combattenti nordafricani o indiani delle truppe coloniali dell'impero francese e dell'impero britannico. Tutto ciò concorre a confermare il carattere globale della Grande Guerra e del primo dopoguerra e dover considerare questi anni nella prospettiva di tutto il XXI secolo e non solo come una semplice premessa del secondo conflitto mondiale.
Se questi 4 fattori a cui ho fatto riferimento appaiono quelli più significativi nel contesto della recente produzione storiografica, possiamo individuare altri possibili elementi di riflessione, soprattutto per ciò che concerne l'Europa, utili per i lavori di questo convegno e che si caratterizzino per la loro continuità rispetto al tempo presente, ma a mio giudizio, e vado verso la conclusione, e devo dire con grande prudenza, con grande modestia, ritengo che si potrebbero sottolineare alcuni aspetti che mi appaiono personalmente non secondari. In primo luogo, se riteniamo valida l'interpretazione che la Prima Guerra Mondiale, ma anche il periodo ad essa immediatamente successivo, siano stati al contempo l'espressione esasperata del nazionalismo e dell'aspirazione all'autodeterminazione dei popoli, alla costruzione di nuove identità nazionali, è altrettanto possibile sostenere che a un secolo di distanza, e a dispetto di tutti i tentativi di creazione di forti organismi internazionali, dalla Società delle Nazioni all'Organizzazione delle Nazioni Unite e, se vogliamo, all'Unione Europea, lo Stato nazionale resta tuttora il fattore preponderante delle relazioni internazionali. Lo so che è una visione su cui non tutti sono d'accordo, ma insomma io credo che sia quantomeno un argomento di discussione. Un altro elemento che non può essere trascurato è come, nonostante sia trascorso un secolo dal crollo di alcuni grandi imperi e nonostante una seconda devastante guerra mondiale, 45 circa anni di guerra fredda, alcune linee di visione, alcune faglie in Europa centro-orientale non siano state ancora superate. Basti pensare in proposito ad episodi drammatici, recenti, quali le guerre civili che hanno insanguinato l'ex Jugoslavia tra il 91 e il 99. E potremmo dirci se qualche radice non la troviamo nel 1919-1920. La separazione tra la Repubblica Ceca e quella slovacca, fortunatamente non drammatica. I conflitti nel Caucaso. La difficile situazione in Ucraina. Il movimento nazionalista in Ucraina, voglio dire, nasce, basterebbe prendere il recente volume di Plochi, anzi i recenti volumi di Plochi, a mio giudizio forse un po' troppo concentrati sul nazionalismo ucraino, ma sono dei volumi che fanno riflettere. E naturalmente, voglio dire, il periodo 1917, 1918, 1920 e così via. Le recriminazioni circa il Trattato del Trianon, che risultano tangibili a chiunque abbia l'occasione di visitare l'Ungheria. Voglio dire, chi va al Museo della Storia Nazionale a Budapest, il Trattato del Trianon se lo vede proposto in tutti i modi e certamente non positivamente, devo dire la verità. Uno si dice, ma come è passato un secolo e passa? Beh, voglio dire, questi sono sentimenti ancora forti. E ultimamente ai progetti della Polonia circa l'Intermarium, progetti degli anni 20 che, devo dire, il governo polacco sta riproponendo in questi anni. Passato un secolo, ma devo dire, i progetti sono abbastanza simili. Quindi le conseguenze derivanti dal crollo dei grandi imperi hanno ancora un'influenza forte in una serie di nazioni europee. E vorrei concludere, naturalmente vi sarebbero altri elementi comuni alle vicende dell'immediato primo dopoguerra al tempo presente, quali ad esempio il ricorso alla violenza nella dimensione della politica, la centralità dei fattori economici nelle relazioni internazionali, la difficoltà nel fare operare efficacemente gli organismi di carattere multilaterale e il loro scontrarsi con la realtà degli stati nazionali. Ma insomma, io credo di avere già preso abbastanza tempo, devo dire che mi ero riservato qualche considerazione sul ruolo dell'Italia, ma non voglio appunto togliere tempo ai miei colleghi, mi limito semplicemente a sostenere che penso che anche per ciò che riguarda la posizione italiana, io dico, tra il 1917 e il 1920, credo che la storiografia potrebbe operare una qualche riflessione. Io sostengo che appunto il mito della vittoria mutilata era proprio un mito, perché alla fin dei conti nel 1920 l'Italia viene accettata nel contesto internazionale come una grande potenza, che era l'obiettivo dello Stato liberale. Quindi questo obiettivo, in fondo, lo Stato liberale nel 1920, se arriviamo alla conferenza di Rapallo, sostanzialmente lo ha raggiunto. Aggiungo, la vera questione è se era un riconoscimento formale o sostanziale.
cioè se dietro il riconoscimento formale vi erano le capacità di una grande potenza. Su questo devo dire, naturalmente, io ho tutta una serie di grandi dubbi, ma appunto, come ho detto, non voglio togliere tempo agli altri relatori e quindi chiudo in questo modo, sperando di aver sollevato qualche così, elemento di possibile discussione e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ancora. Bene, quindi in realtà devo proseguire perché mi è stato assegnato il compito di presiedere questa sessione e quindi io inviterei a venire al tavolo il professor Georges Arciutou che appunto terrà una relazione sulla Francia e il Trattato di Versailles. Non credo che vi sia un bisogno di presentare il professor Arciutou, io mi limito a dire che il professor Arciutou è probabilmente uno dei maggiori storici delle relazioni internazionali sul piano, devo dire, europeo, ma anche più ampio. È stato professore presso l'Università di Paris 4 Sorbonne, è attualmente membro dell'Institut de France e ha pubblicato, se ricordo bene, 2 anni fa, se nel 2016, 2015, questo importantissimo volume, il cui titolo, devo dire, è molto suggestivo perché ricorda il famoso film di Renoir del 1936, La Grande Illusion, quindi, solo che in questo caso la grande illusione sono gli obiettivi di guerra della Francia, che il professor Arciutou sostiene che la Francia non riesce sostanzialmente a conseguire. Quindi gli lascio la parola, affronterà appunto il tema della Francia e del Trattato di Versailles e credo che il professor Arciutou parlerà appunto in francese. Benissimo, gli lascio la parola e grazie. La ringrazio anche per la sua introduzione al nostro convegno, che sarà molto utile. Ringrazio gli organizzatori, gli ospiti di questo convegno. Purtroppo parlerò francese per evitare, diciamo, momenti di gioia nel pubblico, perché la lingua italiana è un po' difficile, specialmente per il francese, ma mi sono preparato un PowerPoint per forse aiutare un po'. Rimango qui per controllare il computer. Prima di tutto, pardon, je commence en français maintenant. Il faut comprendre que l'historiographie, la vision de l'action de la France pendant les traités de paix à Versailles en particulier, a évolué. Dès l'époque, la position française a été très critiquée. John Maynard Keynes a écrit ses conséquences économiques de la guerre, surtout pour reprocher aux Français d'avoir, par leur juridisme étroit et leur égoïsme national, compromis la reconstruction économique du continent. À l'inverse, et j'étais très heureux de voir que dans le programme, un collègue m'a parlé de Jacques Bainville, à l'inverse, Jacques Bainville, dans son ouvrage de 1920, Les conséquences politiques de la paix, le titre est évidemment une réponse au titre de Keynes, reprochait au traité de Versailles d'avoir maintenu l'unité d'une Allemagne encore plus centralisée qu'avant 1914. Car l'une des conséquences de la Première Guerre mondiale et des traités de paix, c'est que l'Allemagne, qui était une confédération, pas vraiment un État centralisé avant 1914, est devenu un État très centralisé, avec les conséquences que l'on sait. Mais depuis les années 1970, l'historiographie a sérieusement révisé ses jugements. Il faut d'autre part se souvenir que si la conférence de la paix s'est passée à Paris, Wilson aurait préféré qu'elle se passât à Genève. Enfin, c'était Paris. Et donc, normalement, Paris étant l'organisateur de la conférence, c'est le projet français de conférence, d'organisation de la conférence qui aurait dû triompher. Mais en fait, il a échoué. Vous allez voir comment. Une conférence interalliée à Londres, début décembre 1918, avait fixé les grandes lignes du programme de travail
en suivant les propositions de la diplomatie française, exactement comme on l'avait fait à Vienne en 1814-1815. C'est le modèle que l'on reprend dans les projets français de décembre 1918. Nous avons oublié Vienne. Les acteurs de 1919-1920 pensent toujours à Vienne, qui est le précédent. On commencerait par fixer rapidement entre les Alliés, donc sans les Allemands, les préliminaires de paix, c'est-à-dire les grandes conditions de paix, comme par exemple le retour de l'Alsace-Lorraine à la France, l'indépendance de la Pologne, etc. Mais comme les discussions entre alliés ont été beaucoup plus longues et beaucoup plus difficiles que prévu, finalement, on est arrivé à rédiger le projet de traité si tardivement, fin avril seulement, que lorsqu'on l'a remis aux Allemands début mai 1919, on n'avait plus le temps de négocier vraiment, et pratiquement on a dit aux Allemands, quelques détails près, le traité est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas du tout ce qui avait été prévu au départ. Ou après les préliminaires de paix entre alliés, on aurait négocié ensuite sérieusement tout le reste, les importantes clauses économiques, financières, etc., avec les Allemands. Donc là, c'est une sorte d'accident historique, mais qui n'était pas prévu. Deuxième point très important, le traité est dynamique. Le traité est dynamique. C'est un traité dynamique dans sa négociation, parce que c'est un échange permanent de concessions entre les Français d'une part, les Anglais et les Américains de l'autre. C'est normal dans une négociation. Mais là, la solution de ces tensions de la négociation, ça a été l'introduction de toute une série de clauses évolutives. L'occupation de la Rhénanie peut durer moins longtemps ou plus longtemps. Le sort de la Sarre est renvoyé à 1935. Les réparations peuvent être réajustées éventuellement. Certes, Américains, Français, Britanniques étaient fondamentalement d'accord sur un point. Il ne faut jamais oublier ça, parce qu'on a eu tendance à l'oublier. Ils sont tous d'accord, y compris Wilson, pour réduire considérablement la puissance de l'Allemagne, considérée comme hégémonique en Europe avant 1914. Mais Wilson voulait fonder un ordre international nouveau dans lequel l'Allemagne devrait trouver le plus rapidement possible sa place. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Or, les Français étaient là très pessimistes, réticents. Je veux rappeler ici les buts de guerre français qui ont été fixés par le gouvernement français au début de l'année 1917. Ils sont considérables. Je n'ai pas de pointeur, mais à l'ouest, en noir, vous avez l'Alsace-Lorraine, le Palatinat, la Sarre et le Luxembourg. Toutes ces régions doivent, comme l'Alsace-Lorraine, revenir à la France ou être annexées ou transformées au minimum en protectorat, comme le Palatinat allemand, la Sarre et le Luxembourg. Et vous avez d'autre part la partie au-dessus qui est rouge, c'est le reste de la Rhénanie, la rive gauche du Rhin, qui doit être éventuellement annexée à la France ou au moins transformée en État séparé du Reich allemand et qui deviendrait un protectorat français. Sachant que quand les Français parlent à l'époque de protectorat, ils pensent au Maroc. Bon. Si vous voulez, c'est le parecchio aux Français à l'époque. C'est le nostro parecchio. Mais ce n'est pas tout. Vous avez à l'est, strié de noir, les régions qui seraient annexées par l'allié russe, avec lequel tout ça a été mis au point. Vous avez
à la frontière entre le Danemark et l'Allemagne de Schleswig, qui serait restitué au Danemark, et vous avez même une partie du territoire du nord-ouest allemand qui serait donnée aux Pays-Bas, à la Hollande. Et en outre, le royaume de Hanovre, au milieu, entouré de jaune, redeviendrait indépendant, ainsi que le royaume de Bavière au sud, également visible sur la carte, entouré de bleu. Quant au reste, au pauvre reste de l'Allemagne, l'unité bismarckienne serait remise en cause dans toute la mesure du possible. Bon, ça c'est le point de départ. À la conférence de la paix, Georges Clemenceau a une stratégie. Il s'engage dans une stratégie complexe à 3 niveaux. Je maintiens que Clemenceau a vraiment contrôlé les choses lors de la conférence de la paix. On a tendance à penser que he was ineffectual gaga, comme on dirait en anglais, mais en fait, non. Il sait exactement ce qu'il fait. Il contrôle tout. Sur le plan de la politique intérieure française, il contrôle tout. Ses adversaires ont été jetés en prison, comme Joseph Caillaux. Il contrôle le pays, il contrôle parfaitement l'armée, ce qui n'est pas toujours facile en France. Il contrôle la police, ministère de l'Intérieur, il contrôle la presse, l'opinion. Et il a une majorité des 4/5e au Parlement. Bon. Et il s'engage dans une stratégie complexe, donc, afin d'assurer ce qui est pour lui l'essentiel, la sécurité de la France à l'avenir, face à une Allemagne plus peuplée. Clemenceau avait l'habitude de dire les Allemands sont des gens très bien, vraiment très bien, mais il y en a 20 millions de trop. Et une Allemagne plus puissante sur le plan industriel. Je rappelle que la production sidérurgique et la production mécanique, les industries mécaniques de l'Allemagne en 1914 est 4 fois plus importante que la production française à la même époque. Alors, le premier niveau de la stratégie de Wilson, de Clemenceau, à ses yeux le plus important, et auquel il va sacrifier beaucoup de revendications françaises, c'est celui de l'union des 3 grandes démocraties occidentales. On voit dans les documents français internes à l'époque apparaître l'expression Alliance Atlantique. Alliance Atlantique, c'est écrit dans les documents français internes. Bon, pour comprendre, il faut savoir que Clemenceau parlait parfaitement l'anglais, qu'il avait beaucoup d'amis personnels en Grande-Bretagne et qu'il avait vécu aux États-Unis. Il avait même épousé une dame américaine. Le mariage n'avait pas été un grand succès, mais enfin, il connaît bien les États-Unis sans aucun doute. Et ça pose tout de suite le problème des relations entre la France et le projet wilsonien de Société des Nations. En effet, si on voulait s'entendre avec Wilson, il fallait accepter le projet de Société des Nations. On comprenait en même temps que cette Société des Nations serait le lieu privilégié et l'instrument de la coopération poursuivie après la guerre entre Washington, Londres et Paris. Cette idée de Société des Nations est plus facilement acceptée en France à l'époque par les milieux dirigeants qu'on ne l'a pensé. Certains voient la Société des Nations comme une amélioration, une évolution du système du concert européen d'avant 1914. Il estime qu'il n'y a pas forcément rupture, parce que finalement, la Société des Nations, c'est une société d'États souverains. Et je reviens à votre conclusion, cher ami. Bon. D'autres vont davantage dans le sens de Wilson, mais avec une différence fondamentale, ce ne serait pas le début d'un nouveau système international, mais ce serait d'abord le maintien dans la paix de l'alliance du temps de guerre. Ça, c'est une différence fondamentale entre Wilson et les Français. Le responsable français qui suivait les questions
de l'ordre international depuis l'avant-guerre, depuis les conférences de la paix à La Haye. Léon Bourgeois, homme politique connu à l'époque, important, va essayer de donner au projet wilsonien de Société des Nations un caractère efficace avec des sanctions militaires obligatoires, une organisation militaire et même une véritable armée en cas de conflit. Mais en même temps, le projet de Léon Bourgeois, ou le contre-projet de Léon Bourgeois, exclut l'Allemagne. Pour Paris, en effet, la nouvelle organisation serait surtout le moyen de poursuivre l'alliance du temps de guerre. Et ça, Wilson ne peut pas l'accepter. Sans compter que Londres et Washington, ou Washington et Londres, n'ont pas la même vision de la Société des Nations. Ils ne voient pas dans la Ligue un véritable instrument actif dans le système international, mais plutôt un forum de discussion où les remarques, les besoins, les nécessités des différents pays pourraient s'exprimer. Ce n'est pas la même chose. Deuxième niveau pour Clémenceau, ce sont les garanties géopolitiques. En effet, on comprend assez vite que la SDN risque de ne pas suffire. Elle ne sera pas vraiment efficace, pense-t-on à Paris. Et d'autre part, on admet à Paris, dès le mois d'avril 1919, qu'il y a une bonne chance pour que le Sénat ne ratifie pas les traités de paix. Quel cas, l'alliance avec l'Amérique pour l'après-guerre serait compromise. Il faut donc des garanties géopolitiques. En particulier, l'occupation permanente de la ligne du Rhin. Pour les militaires français, c'est essentiel. La frontière militaire de la France doit être sur le Rhin. Dans un premier temps, Paris réclama la séparation pure et simple de la Rhénanie avec le Reich, ce que ni Lloyd George ni Wilson n'ont évidemment accepté. Et on parvint en avril 1919 au compromis suivant. L'occupation serait limitée à 15 ans, mais la rive gauche serait définitivement démilitarisée, ainsi qu'une bande de 50 km sur la rive droite du Rhin. Je vous montre là une carte qui est assez claire. Vous voyez en violet la Lorraine et l'Alsace reconquises dès l'armistice d'ailleurs de novembre 18. Vous voyez le Palatinat et la Sarre occupés par l'armée française, n'est-ce pas, dès la fin de l'année 1918. On oublie que l'occupation militaire alliée tout au long du Rhin se prolonge de l'autre côté du Rhin par ce qu'on appelle les têtes de pont. Ce sont les 3 demi-cercles que vous voyez à Mayence, Coblence et Cologne. 50 km, c'est-à-dire que les Alliés peuvent à tout moment entrer dans le territoire allemand, à tout moment. Bon. Et en outre, il est entendu que même après l'évacuation des troupes alliées, en principe après 15 ans, la Rhénanie restera démilitarisée, ainsi qu'une bande de 50 km qui est en marron clair sur la rive droite, n'est-ce pas, de façon à éloigner l'armée allemande du Rhin. Voilà les garanties géopolitiques de sécurité demandées par Paris. En outre, la Grande-Bretagne et les États-Unis concluraient avec la France des traités de garantie qui ont été signés à Versailles mais qui y sont tombés, qui ont échoué, comme vous le savez, parce que le Sénat américain n'a pas ratifié le traité, ce qui fait que dès l'automne 1919, du point de vue français, l'aspect sécurité du traité de Versailles était un échec, en partie était bancal, il faut se souvenir de cela. Bon. D'autre part, en Europe centrale et orientale, la France a également des objectifs, d'autant plus qu'elle a perdu l'allié russe. Stratégiquement, c'est essentiel. D'abord, Paris fait inscrire dans les traités de Versailles et de Saint-Germain les clauses qui interdisent l'Anschluss. On n'a pas fait la guerre, dit-on à Paris, pour permettre à l'Allemagne et à l'Autriche allemande de se réunir. C'est pas évidemment. D'autre part, les missions militaires
françaises sur place, dans tous les pays d'Europe orientale. Il y a des missions militaires françaises et les diplomates français établissent les frontières des pays protégés par la France, Pologne, Tchécoslovaquie, Roumanie, Yougoslavie, de façon très large, au-delà du strict principe des nationalités, chacun le sait, de façon à créer des pays aussi puissants que possible. On parle à Paris de la barrière de l'Est contre l'Allemagne, n'est-ce pas, évidemment. L'inconvénient, beaucoup d'inconvénients, enfin, je n'insiste pas, mais l'inconvénient essentiel de ces nouvelles frontières, c'est que l'on ajoute à l'inévitable révisionnisme allemand un révisionnisme hongrois, vous y avez fait allusion, mais qui a joué dans l'entre-deux-guerres un rôle absolument essentiel pour aider à la décomposition du système de Versailles. Quand il y a deux facteurs qui ont beaucoup contribué, c'est la question de Vilnius, mais là je ne veux pas entrer dans un détail, là. Mais c'est fondamental en fait quand on regarde les choses, et également le révisionnisme hongrois. Et, bien entendu, je vous l'ai dit, à Paris, on est conscient du fait que le traité de Versailles peut échouer devant le Sénat américain, on le sait. Et du coup, on prend des garanties, je vous l'ai déjà dit, et certaines de ces garanties, elles sont virtuelles, sont des possibilités, elles ne sont pas certaines. C'est l'un des problèmes du traité. Je vous l'ai dit, Paris aurait voulu annexer la Sarre, 20 millions de tonnes de charbon, plus du tiers de la production de charbon française à l'époque. Les partenaires n'ont pas voulu. On a décidé que la Sarre serait placée sous contrôle de la Société des Nations et qu'en 1935, un plébiscite permettrait aux habitants de choisir leur destin, maintien dans l'Allemagne, annexion par la France ou maintien du statut de la Société des Nations. Ce qu'on ne sait pas, et qui apparaît quand on lit les documents intérieurs français, c'est que les Français, en 1919, sont convaincus qu'ils ont une chance sérieuse, a fighting chance, dirait-on en anglais, d'obtenir au plébiscite de 1935 le vote des Sarrois pour leur attachement à la France. Je vous rappelle que la moitié à peu près de la Sarre de l'époque avait été française avant la Révolution, que certains des régiments français de l'armée royale étaient des régiments sarrois, ainsi de suite. En ce qui concerne la Rhénanie, c'est la même chose. L'occupation alliée pouvait être prolongée si l'Allemagne n'exécutait pas ses obligations, en particulier les réparations. Et comme on savait très bien qu'elle ne pourrait jamais payer les réparations, eh bien la France resterait en Rhénanie. C'est ce qu'a dit Clémenceau devant le Sénat en avril 1939. L'Allemagne ne paiera pas, et nous resterons là où nous sommes, en Rhénanie. Et d'autre part, les responsables français, même Clémenceau qui était prudent, n'excluaient pas la possibilité de rattacher un jour la Rhénanie à la France dans une vision idéalisée du prestige culturel et surtout du prestige du modèle républicain français dans ces régions rhénanes, supposées être plus proches de la France que la Prusse, qui avait été française sous la Révolution et l'Empire. Il y a d'autre part, mais j'arrive à la fin, des clauses, comme vous le savez, de désarmement, des clauses de réparation. L'un des grands intérêts de notre colloque, c'est de souligner les aspects économiques. Il faut bien voir que le traité de Versailles comporte pas seulement les réparations, mais beaucoup de clauses économiques. Les Allemands perdent leur brevet industriel, la propriété de leur brevet. Ils perdent leurs investissements à l'étranger. Ils subissent pendant au moins 5 ans une discrimination contre leurs douanières, contre leurs exportations. Et cette clause de 5 ans, là aussi, peut être prolongée, éventuellement. On aboutit donc à un considérable affaiblissement de l'Allemagne. Seulement, il y a un troisième niveau, ce sont les contacts secrets avec Berlin. Ça, c'est très peu connu. En mars 1919, il y a des conversations secrètes à Berlin entre les Allemands et une délégation française. Et les Allemands expliquent qu'ils ne peuvent pas perdre la Silésie, ce qui était prévu dans la première version du traité, parce qu'elle produit 40 millions de tonnes de charbon et que toute leur économie serait désarticulée.
Paris comprend et s'entremet auprès des Alliés pour qu'on change le traité sur ce point et pour que la Silésie fasse l'objet d'un plébiscite en 1921 pour que les habitants choisissent entre l'Allemagne et la Pologne. En outre, l'encre du traité à peine sèche, dès le mois de juillet 1919, c'est aussi peu connu, le gouvernement français propose aux Allemands de constituer toute une série de cartels industriels, en particulier pour la sidérurgie et pour la chimie. Parce qu'il est évident dès l'époque, c'était clair d'ailleurs dès le XIXe siècle, que les économies françaises et allemandes sont très proches et structurellement liées, et qu'il faut absolument maintenir ces liens malgré la défaite allemande, etc., si on veut maintenir l'économie française. Dernière question, la question de l'unité allemande, qui était considérée par les responsables français comme pouvant être remise en cause. Clémenceau était le plus prudent, ses confrères politiciens français l'étaient beaucoup moins. Mais il ne l'exclut pas. Il considère qu'il y a en Allemagne des forces centrifuges. Et il dit ceci devant le Sénat: nous savons tous très bien que le véritable moyen de travailler à la dislocation de l'Allemagne, si elle est possible, il est prudent, c'est de ne pas nous en mêler, laisser les Allemands faire eux-mêmes. Quand on connaît l'histoire de l'Allemagne juste à ce moment-là, ce n'est pas une vision totalement irréaliste. Je passe sur les clauses économiques et financières, j'arrive pour finir au bilan. Peu de Français à l'époque voyaient ce que Clémenceau comprenait. Il avait réussi à conserver, au moins sous la forme de virtualité, de possibilités futures, une bonne partie des objectifs français. L'étude précise des buts de guerre montre qu'en fait, les traités de 1919-1920 les réalisent beaucoup plus qu'on ne le dit en général. La Rhénanie a quand même, en 1919, de fortes chances de devenir un protectorat français et la Sarre de retrouver incorporée au territoire français. À l'inverse, toutes ces clauses évolutives, ces dates qui peuvent changer, ces délais qui évoluent, créent une incertitude fondamentale. Ça vaut aussi pour les réparations, d'ailleurs. Les Allemands ne peuvent pas savoir exactement en 1919 ce que va signifier ce qu'ils ont signé. C'est très important, ils ne savent pas. Bon, ils ne peuvent pas savoir, personne ne sait. Et cela favorise le révisionnisme. Les deux erreurs majeures de Paris ont été de ne pas avoir mieux préparé la réinsertion de l'Allemagne dans le système européen. En fait, personne, sauf quelques visionnaires, ou les socialistes, mais qui étaient à ce moment-là en grande difficulté politique en France, n'avaient le souhait de réinsérer l'Allemagne dans le système européen, qu'il soit d'inspiration wilsonienne ou plus classique. Deuxième grande illusion, croire que les grands principes de la démocratie libérale, du modèle républicain français, allaient balayer les structures politiques, aristocratiques, autoritaires, militaristes, si on veut, d'une partie de la vieille Europe. Comme on sait, ça ne s'est pas produit. Je vous remercie. Grazie Jean-Henri Sautou per questa relazione molto bella e anche molto interessante. Passo subito la parola a William Mulligan. William Mulligan insegna presso lo University College di Dublino, è uno specialista delle questioni della Prima Guerra Mondiale, in modo particolare della politica estera britannica, e uno dei suoi volumi sulla Prima Guerra Mondiale è stato tradotto anche in italiano. Quindi io ringrazio William e well, I give you the floor, so it's to you 25 minutes. Okay, thanks a lot. Thanks very much for the warm words of introduction, and I apologize to you for inflicting yet another European language. I'm afraid my Italian is appalling, and so is my French, so I will restrict myself to English today. I'm probably spending more time these days reading about Brexit
than about the First World War. And as you'll know, the European Union and the British government came to a transition treaty yesterday, which still has to go through the House of Commons, which will be a treacherous and difficult route for Theresa May and the British cabinet to steer. But already in the British press and amongst the Brexiteers, those who support Britain's exit from the European Union, this treaty is being compared as a humiliation, as a capitulation to the Treaty of Versailles. And inherent in that warning are the words, as Georges-Henri Soutou mentioned, of John Maynard Keynes, that the infliction of a humiliation would store up trouble for the future. And part of me, when I was reading over my paper this morning, couldn't help but wonder to what extent my own thinking about Britain's relationship with Europe in the early 20th century, and indeed after the First World War, also reflects some of the ways in which the current political debate in Britain and Britain's relationship with Europe runs. But what I want to talk about today is Lloyd George and the peace treaties. And Lloyd George remains one of the most controversial figures in 20th century British politics. He's the radical liberal from Wales who becomes Prime Minister of a Tory-dominated government. And Lloyd George's political career has inspired a cottage industry centered on the question of whether the Welsh wizard, as he was known, was a brilliant but power-hungry tactician, like Boris Johnson, or a principled figure who transformed British politics and the state before leading Britain to victory in war and then establishing a post-war international order. And in his long career, his role in making peace is one controversy amongst many, but it repeats the pattern of other controversies. His pious, principled declarations, those wonderful speeches which he gave, are often set against the outcomes of politics, his moments of political calculation against his strategic vision. Now, Lloyd George entered this debate himself, and on the eve of the Second European War in the late 1930s, and remember, he had become an advocate of appeasement, he impressed readers with the scale of the peace treaties and his own central role in delivering on Allied wartime policies. And I quote, "The treaties of Paris constitute the greatest measure of national liberation of subject nations ever achieved by any war settlement on record." His account takes as its starting point the series of public declarations made by Allied leaders from the outset of the war. Couched in the language of civilization, international law, and the rights of small nations, language that was also used by French politicians, of course, these declarations provided the motive force for the Allied war effort. And he then translated them, or he argued that he translated these declarations into reality in 1919, or as close to reality as he could manage, beset as he was by devious Frenchmen, grasping Italians, and vainglorious Americans. Now, of course, his critics attributed these characteristics to him. They saw him as devious, as grasping, as hypocritical, and egoistic. And more widely, indeed, to the tradition of perfidious Albion, its destructive role in European politics, cloaked in the hypocrisy of the language of liberal internationalism. French politicians, as we've heard, complained that Clemenceau had been duped or fooled by Lloyd George into giving up the occupation of the Rhineland for a worthless treaty of guarantee of French security. American observers whined that the British government were willing to accept Wilson's 14 points, but not the freedom of the seas, which underpinned free international commerce. And within Britain, Lloyd George, as we've heard, also endured criticism, most famously from John Maynard Keynes, who blamed not only the French, but indeed some British ministers, depicting the treaty as fatally flawed, as reparations hobbled Europe's post-war economic recovery. And historians have been divided, like Lloyd George's contemporaries. Some historians argue that Lloyd George
effectively made a series of tactical maneuvers in 1919 and never had a strategic vision or sacrificed what strategic vision he had to the immediate dilemmas of resolving peace. Whereas others, such as Alan Sharp, one of the leading Anglophone experts on the Treaty of Versailles, sees Lloyd George as a principled figure who wrestles with the problems of European reconstruction between coming to the premiership in December 1916 and falling from power in 1922. Now this presentation, what I want to ask is how Lloyd George contributed to the establishment of a post-war European order, to move away from the question of whether he kept one promise or violated another, because peace was not concluded over the course of 6 months in Paris in the first half of 1919. As Professor Soutou has mentioned, it's a very dynamic, evolving process that starts before the war is ended and continues indeed after the signature of the Treaty of Versailles. A post-war order derived from practices, institutions, and principles which allowed states to negotiate conflicting interests without resorting to violence. And this arose over a wider time period, arguably from 1916 to the mid-1920s, which I think Professor Fossori introduces this wider chronology in which we locate the Treaty of Versailles. And so from this perspective, the question is not whether the Treaty of Versailles settled all questions, but to what extent it could provide, or it did provide, a basis for the making and maintenance of peace over subsequent years. For even Lloyd George himself in his practical politics accepted that the peace treaties were flawed. After all, he spent considerable political capital after 1919 trying to reconstruct and build on the peace settlement, and fell in 1922 in large part due to his support for Greek ambitions in Anatolia. Nor should a British national interest, or any national interest, be read as the antonym or opposite of an international order. One did not necessarily come at the expense of the other, as Peter Jackson has shown in the French case. The British were very fond of claiming that they had no selfish interests in 1919, but they did. So although the British government had no territorial claims within the European continent, they had vast territorial claims outside Europe, which again, Professor Fossori has noted as being a burgeoning area of historiographical interest. And the British themselves had an interest in stabilizing politics, in making a functioning European order. Because while British politicians had no claims to territory within Europe, a functioning European order would allow Britain to manage European affairs at a relatively low cost, while Britain could continue to concentrate on its wider global interests. Now, one of the recent shifts, again, that's been alluded to in the presentation so far, is the way in which the First World War has been rethought of, not simply as a conflict of great powers, but also as a conflict of ideas or an ideological crusade, as I think Professor Soutou mentioned in a chapter in the Cambridge University Press volumes on these issues. And Lloyd George set out his vision, or his war aims, his vision for peace, or his war aims, on several occasions, but perhaps most notably on the 5th of January 1918. This speech that Lloyd George gave came 3 days before Woodrow Wilson's much more famous 14 points speech on the 8th of January 1918. And interestingly, Wilson had been planning his speech for several weeks throughout December. He'd read all these documents and he carefully crafted it. And on the 6th of January in Washington, he wakes up and he reads what Lloyd George has said on the 5th, on the previous day, in London at Caxton Hall, a centre for radical movements in London. And Wilson goes into this depression. He says, Lloyd George, he's stolen my thunder. I can't possibly give this speech that I had planned now. And Colonel House
Wilson's close confidant and friend said, no, you show him that you are the great leader of Western democracies, and reinvigorated him to give his speech. But the context of Wilson's speech, and indeed Lloyd George's, is often located within, as a reply, I should say, to Lenin's peace declaration. But another way of thinking about it is that it's a reply to a speech or an affirmation of the principles set out by Otto Czernin, the Austro-Hungarian foreign minister, in his Christmas Day declaration in 1917. So Wilson and Lloyd George have as their target not Lenin, but the much more formidable foes in those days, Germany and Austria-Hungary, and the peace that they're trying to construct in Eastern Europe. And so Lloyd George casts his delivery as a challenge to the German terms presented at Brest-Litovsk. And he said to his good friend and golfing partner, the newspaper proprietor George Riddell, "I went as near peace as I could. It was the right moment. Time had come to speak definitively." The speech had been drafted by Lloyd George, Robert Cecil, a conservative, Jan Smuts, this great South African politician who had fought against the British in the Boer War, and who incidentally had just returned from secret negotiations with the former Austro-Hungarian ambassador to London, Albert von Menstorff. And the statement had to serve both international and domestic political purposes. Language and policy had to be reconciled, and one of the things that I'm thinking about is the striking way in which politicians are aware that public declarations will later provide a language with which others can use to stake their claims. This is something that Eris Minella, I think, has shown with his work on the Wilsonian moment, how Wilson means the speech in one way, but others can use that language to substantiate and stake their claims for post-war order. So they agreed, the drafter's speech, that it had to be couched in moderate and reasonable terms in order to show the democracies, not only in the Allied but also in the enemy countries, that we, the British and the Allies, were not continuing the war for imperialistic or unreasonable aims, but for idealistic aims. And so Lloyd George set out a statement on the 5th of January. Unlike Wilson, he did not number them, but his aims may be grouped into 5 sections. First, he insisted that the Central Powers withdraw from the occupied territories in Belgium, France, Italy, Romania, and Serbia, and make reparation for the damage inflicted. He defined reparations as a legal and moral problem, as a righting of a wrong, rather than as an economic imposition that the victorious could impose on the defeated. And this followed through to the logic of reparations and reparation making. Second, the consent of the governed was the basis for other alterations to the map of Europe, though the consent of the governed did not apply, as far as Lloyd George and British imperialists were concerned, to Indians and others outside Europe. Lloyd George demanded the establishment of an independent Polish state, an urgent necessity for the stability of Western Europe, interestingly, as well as meeting the claims of Italy and Romania for union with those of their own race and tongue. While he warned that the German government was exploiting the principle of self-determination in the former Russian Empire, he had no specific proposals for the Baltics or the Ukraine. Lloyd George also applied the principle of the consent of the government to the Ottoman Empire. While the Allies had no designs in Anatolia, the heartland of the Turkish nation, nor any on Constantinople, now that imperial Russian war aims could be disregarded, the Ottoman territories of Armenia, Arabia, Mesopotamia, Syria, and Palestine were entitled, and I quote, to a recognition of their separate national conditions. The other 3 issues had no parallel in Czernin's Christmas Day declaration, which had ignored international organization and law and economic terms, as well as denying that constitutional reform within the Central Powers were an issue of international relations. The third issue of Lloyd George's speech concerned the constitutional structures of Germany and Austria-Hungary. Now, this was a delicate matter.
The speech was designed to appeal to liberals, socialists, and national minorities in Germany and Austria-Hungary. Though carefully phrased, his comments underlined the notion that peace required representative governments. The Prime Minister Lloyd George denied that the Allies aimed to destroy the imperial constitution of Germany, but he added, I quote, that a military autocratic constitution was a dangerous anachronism in the 20th century. It was beyond what constituted the moral community of civilized nations. And he argued that the adoption of a really democratic constitution was the best means for Germans to signal the demise of, I quote, the old military spirit and to secure a broad democratic speech. And in doing so, I think one of the things that may be worth thinking about in the context of very old debates about the radical nature of German war aims that Fritz Fischer has spoken about is that in some ways the Allies here, Wilson, some French politicians and Lloyd George, are effectively pushing for regime change when they say that they won't make a treaty with an authoritarian military caste in Germany. That implies that there has to be some form of regime change. And in a way, that's a much more fundamental violation of German sovereignty or Austro-Hungarian sovereignty than slicing off bits and pieces of territory, which had been an age-old European practice, of course. Fourth, Lloyd George made clear that the Allies, who of course controlled the bulk of the world's raw materials, and Professor Soutou has written about so eloquently in his book on Loire-Leçon, planned to help themselves and their friends first. So as German economic liberals read it, the economic war would continue after the end of the conflict. And finally, Lloyd George called for the establishment of an international organization, the use of international law to regulate relations between states and disarmament. War, he concluded, is a relic of barbarism, and law is destined ultimately to take the place of war in the settlement of controversies between nations. Now, in this speech, Lloyd George set out the institutions and principles which could underpin an international order. And just as Brexiteers found it was easier to set this out in declarations than it was to negotiate in practice. And by the time it came to negotiations at Versailles, the capacity to reconcile these principles with the policies of peacemaking came into sharp relief. But this is not really a surprise. That is the nature of declarations and negotiations. And over the course of the negotiations, Lloyd George and his fellow leaders wrestled with new territorial borders, the establishment of the League of Nations, minority treaties, reparations, and disarmament. And this took place, as already been mentioned, against immediate political challenges. Russia's future, humanitarian disaster in Central Europe, social unrest in Britain, not to mention revolts that Professor Fossari has already alluded to around the empire in Egypt, in Ireland, and in India. Now, how did Lloyd George reconcile this? On a specific issues, a case can be made for the importance of principle in Lloyd George's stance. Of course, principle was never the sole consideration, and any political solution between conflicting interests requires compromise, a recognition that order cannot be brought about with the unbending application of principle. So if we take, for example, the principle of national self-determination, we can, of course, point to egregious violations and the ways in which the Fichte powers benefited from the relative application of the principle of national self-determination, from the fate of Hungarian minorities in Romania, for example, to the expulsion of hundreds of thousands of Germans from Alsace and Lorraine after the end of the First World War. Nonetheless, I would argue that the map of Europe would have looked very different had the principle of national self-determination not played a significant role and had outcomes been dictated by relative military power. And in that case, we may have had the French occupation of the Rhineland and its detachment from Germany on the basis of military power. So in major territorial questions, the fate of the Rhineland, the border between Poland and Germany, the settlement of the Yugoslav-Italian border, Lloyd George was relatively consistent in invoking the nationality principle. And in doing so, he managed to, not to absolutely impose nationality principle, but he managed to restrain the logic of power politics in these incidents.
And one of the things that was striking is that his private arguments, so when he's talking to Orlando, when he's talking to Clemenceau, even to Wilson, were very similar to his public declarations. In itself, his repeated statements about principle provided a form of argument against which measures and outcomes could be judged. In cases where the outcome conflicted with the principle, he clearly stated this and provided justification. So, for example, he supported Italian claims to South Tyrol on the grounds that this honored the Treaty of London, but he also disputed Italian claims to Fiume. In conceding the South Tyrol, inhabited largely by German speakers, he provided a justification honoring the treaty, but also signaled why this was an exception to a general principle of national self-determination. So when we look at the arguments of the discussions, I think we need to think about the work that these words, that these ideas play in shaping the interest, in shaping diplomatic intercourse. Because Lloyd George was certainly aware that arguments that were made in one region could be applied by other stakeholders in other regions. Similarly, he saw reparations not as an indemnity for losing the war, but as a reparation for wrong done. And in the detailed negotiations over reparations, he needed to provide political cover for himself at home. So the inclusion of pensions for war widows and orphans greatly boosted Britain's share of reparations. But he also quietly accepted that Germany could not pay the full costs of the war. Indeed, he departed from Paris to Fontainebleau for several days in late March 1919, where with some colleagues he wrote the Fontainebleau Memo, in which he signaled his interest and intention to reintegrate Germany into the post-war order. And over the course of the early 1920s, he sought to moderate demands for reparation payment. And he, similarly with the League, he supported the League. There's a wonderful quote, as only a British liberal internationalist could have, Robert Cecil, saying that both the Americans and the British shared ideas of right and justice and differed from European states. And it's so wonderful, I'll just mention it here. He says, "We are right, and the continental states are, speaking generally, wrong. If America accepts our point of view in these matters in the League of Nations, it will mean the dominance of that point of view in all national affairs." Lloyd George supported the League of Nations, but saw it not as a repudiation of power politics, but as a way to manage political change in power politics in the early 1920s. So the criticism of the order that emerges from Paris in 1919 is not necessarily that principles were bent to take account of interests, but rather that there were perhaps too many principles, and these principles came into conflict. And I just want to highlight one of the conflicts that came into existence. And this was, Lloyd George had supported the idea of a future of post-war democracies and national self-determination. And yet, if we look at the concessions that Lloyd George made, would it have made arguably more sense to concede Fiume to the Italians in 1919 as a way of boosting a liberal Italian political settlement that was coming under increasing attack from nationalists and others in Italy, rather than to make those concessions later on when liberal Italy had fallen apart after 1922. And similarly, it's striking that in the period 1919 to 1923, a period when or 1919, I should say, a period when German politics is dominated by Republicans. The Republicans win 75% of the vote in the January 1919 elections in Germany. Would it not have been better to make concessions at that point to Germany rather than making concessions after 1923 to a Germany that had become more profoundly conservative? So at Genoa in the spring of 1922, Lloyd George made one last great attempt to resolve the post-war tensions which had left Europe in a perilous condition. The conference at Genoa was a grand plan to integrate Germany and Russia into the post-war order, to re-establish the liberal international and commercial order. This would resolve the problems of reparations and provide the economic boost which would strengthen social and political resilience. Now, in the end, Lloyd George's plan misfired. He could not persuade the French government to adopt a different line over Germany, and German and Russian negotiators concluded the Treaty of Rapallo. Yet from 1924 onwards, elements of this plan came together.
So why did Lloyd George fail? At one level, as American observers such as Charles Evan Hughes, who had lost the 1916 presidential election to Wilson, argued, things needed to get worse in Europe before states and societies recognized the necessity for collaboration. But Hughes and others Americans recognized that American power, financial, economic, and diplomatic, was essential. Lloyd George had a vision, but it was based by 1922 primarily on British power. And by 1922, Britain was no longer in a position to be the arbiter of European politics. Thank you. Well, thank you very much, and grazie mille William per anche questa relazione su Lloyd George, anche questa di grande interesse, e chiamerei appunto il professor Giorgio Petracchi a venire al tavolo perché è l'ultimo nostro relatore. Il professor Giorgio Petracchi è stato docente presso la Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri dell'Università di Firenze e successivamente presso l'Università di Udine, ma se mi permette lo presento soprattutto come un collega con cui abbiamo condiviso lo studio alla Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze, permettendoci tra l'altro di avere tutta una serie di conversazioni e un rapporto anche di amicizia particolarmente stretto, quindi mi fa molto piacere rivederlo in questa occasione e appunto lasciargli la parola su un tema che Giorgio conosce molto bene per averlo frequentato per lungo tempo, che è appunto la questione russa alla conferenza della pace di Parigi. Grazie. Lascio la parola. Grazie agli amici Varsori e Pierluigi Ballini che mi hanno per così dire tolto dalla naftalina e riproposto ai colleghi accademici. Ho ancora continuato a studiare, per dire la verità, ma insomma. Dunque, non esiste un osservatorio migliore, quale quello delle conferenze della pace, per comprendere il controverso rapporto fra l'Europa occidentale e la Russia. Allo storico delle relazioni internazionali si offrono tutti quei fattori materiali, culturali, psicologici, per poter rispondere all'annosa questione: dove finisce l'Europa e dove comincia la Russia? È a tutti noto che quando Napoleone fu sconfitto in Russia, il principe di Metternich si pose il problema di costruire un ordine europeo legittimo, cioè di contenere l'avanzata dell'impero russo nel cuore dell'Europa. 150 anni più tardi, dopo l'esito della battaglia di Stalingrado, Winston Churchill cominciò a pensare negli stessi termini. L'alleato di Churchill, purtroppo, era Francis Delano Roosevelt. L'alleato di Metternich, invece, fortunatamente, era Castlereagh. Entrambi, il conte e il visconte, ragionavano in termini di equilibrio europeo. Quando fu chiaro che i confini dell'Europa sarebbero diventati quelli dell'impero russo, fecero quella bella convenzione insieme a Talleyrand, devo dire, del 1815, per contrapporsi alla Russia e alla Prussia. Gli uomini di Stato occidentali, nelle conferenze 1945-46, non erano né meno cinici né meno competenti di quelli del 1814 e del 1815. Purtroppo non ragionavano tutti negli stessi termini di equilibrio europeo e mancava loro il medico della rivoluzione, come si definiva Metternich. Sopraffatti
dalla marea moscovita, quegli uomini non seppero conciliare il rapporto fra resistenza e penetrazione sovietica. Penetrazione in uno spazio che neanche i panslavisti più estremisti sentivano di appartenere alla Russia, non lo sentivano appartenere alla Russia. La crisi epocale 1989-1992, quindi il crollo del comunismo nell'Europa centrale, la fine del patto di Varsavia, la dissoluzione dell'Unione Sovietica, tutti questi avvenimenti hanno riaperto drammaticamente la questione russa. Gli statisti occidentali si sono precipitati a riempire il vacuum prodotto in quella regione dell'Europa centro-orientale, allontanando la Russia dall'Europa. Ma la questione russa è rimasta aperta e la domanda è: quale Russia per l'Europa nel prossimo futuro? Una Russia riconciliata con se stessa, con una nuova propria identità, oppure una Russia imperiale e revanchista? Consentitemi questa premessa che ormai ho fatto, perché nel 1918-1920 la questione russa si presentava agli statisti dell'intesa e all'associato americano in termini analoghi, anche se effettivamente in maniera più drammatica da un punto di vista del vuoto che si era prodotto, e con una sfida molto più potente di quella attuale che può interpretare Putin. Ufficialmente la questione russa non era all'ordine del giorno della conferenza europea, ma fu la più discussa nell'insieme dei problemi trattati, ad eccezione certamente della questione tedesca. Uno storico sovietico, su cui ritornerò dopo, precisò che solo una seduta del Consiglio dei 10 e poche sessioni del Consiglio dei 4 non l'affrontarono direttamente o indirettamente. E questa questione rimase in agenda nelle sue diverse determinazioni: intervento, cordone sanitario, blocco, oltre alla firma del trattato con la Germania fino alla fine della conferenza di gennaio del 1920. Quindi il mio intervento delineerà solo alcuni aspetti di questo tema. I capi di Stato e di governo occidentali sapevano poco della storia russa e ancor meno conoscevano lo stato reale delle cose della Russia nel 1917. La caduta del governo provvisorio li aveva colti impreparati. L'8 novembre 1917, però, le parole magiche di Lenin, pace e terra, le indussero a prendere delle decisioni in fretta per mitigare, o comunque evitare, mitigare forse meglio, il collasso completo del fronte orientale. Ma le presero anche influenzati dalle teorie geopolitiche del britannico Alfred Mackinder, che già nel 1904 aveva scritto qualcosa in questo senso. E in base a queste teorie si diceva che il controllo della Russia avrebbe assicurato alla Germania il controllo del mondo intero. Mi pare che questa teoria è nota di Mackinder, poi l'ha ripresa nel 1919. Quindi le prime misure andarono in questo senso da parte dell'intesa. Appoggio ai generali Alexeyev e Kornilov, che organizzavano la resistenza sul Don contro i bolscevichi e contro i tedeschi, sostegno alle regioni di frontiera che si separavano dall'impero, spartizione tra Francia e Inghilterra della Russia meridionale e del Caucaso in ferie di sfluenza, sbarchi di piccoli contingenti a Murmansk e a Vladivostok a protezione dei grandi stock di materiali che gli alleati avevano fatto arrivare in quei porti e che non erano ancora in mano ai tedeschi. Questo è il cosiddetto piccolo intervento, che lo chiama anche la storiografia sovietica. Questo piccolo intervento avvenne con il permesso del soviet locale di Murmansk. Oggi sappiamo dai documenti che sono stati pubblicati recentemente che anche avvenne con l'assenso di Lenin e di Stalin.
Quelle operazioni belliche, adottate nell'imminenza dell'occupazione tedesca, delle regioni meridionali e settentrionali della Russia, furono concepite in senso antitedesco, essenzialmente. La Russia ne era certamente coinvolta, ma incidentalmente. Il potere bolscevico era considerato un incidente storico all'epoca e in ogni caso effimero e quindi transitorio. L'avvenire della Russia rimaneva impregiudicato. Era considerato dagli occidentali, questo è il punto. La fine della guerra sul fronte occidentale rovesciò i termini di questa impostazione. La questione russa si presentò all'Europa nella sua veste o nella sua luce più autentica, quale Giano bifronte, come sfida ideologica. Ricordo che la missione dei panslavisti, come quella dei bolscevichi, è stata quella di redimere nel primo caso l'Europa e di convertirla nella seconda. Questo è un leitmotiv di lunga data. E si presentava come problema di politica estera, sfida ideologica e problema di politica estera. Gli alleati e l'associato americano non potevano più giustificare la politica russa sul presupposto che i bolscevichi fossero asserviti alla Germania. Aspettavano, e aspettarono forse troppo, la conferenza della pace per elaborare una linea di condotta comune in risposta al bolscevismo e per deliberare in qualche misura la sistemazione della questione orientale alle frontiere della Russia stessa. Nel frattempo però la rivoluzione avanzava in Ucraina e nel Baltico, su tutte quelle regioni che si erano da poco rese autonome, comunque lottavano per avere l'indipendenza, ed avanzava sulla punta delle baionette dell'Armata Rossa. Qualcosa di concreto andava pur fatto. E qui il punto che mi piacerebbe discutere con Sotù: respinta l'idea di servirsi della Germania per fermare il bolscevismo, e loro l'avrebbero saputo fare, e qui si entra nella questione Fordelgozza, il Baltico, insomma, vabbè, bellissime cose, interessanti. Respinta questa ipotesi, la Francia e l'Inghilterra intensificarono la loro politica di intervento in appoggio alle forze antibolsceviche in Ucraina e nel Baltico. Le azioni intraprese potevano sembrare, per così dire, misura tampone, tappabuchi, in attesa di una loro sistemazione alla conferenza della pace. In realtà Francia e Gran Bretagna si ingolfarono sempre più nella guerra civile russa, ma lo fecero in maniera contraddittoria, molto contraddittoria. Sostennero i generali bianchi, i quali erano, diciamo, tutti in favore della restaurazione dell'impero, di tutti i suoi territori, ma sostennero anche la liberazione delle nuove nazioni indipendenti. Quella barriera degli stati dell'est, che in origine era concepita contro la Germania, per separare la Russia dalla Germania, fu recuperata e fu ideologizzata come cordone sanitario per difendere l'Europa dal contagio bolscevico. Il bolscevismo, e quindi tutte e due le cose, di fatto venne messo in quarantena e lasciato per così dire cuocere nel suo brodo, in attesa di decidere cosa fare. Wilson non condivideva per niente una tale politica. Non simpatizzava certamente per i bolscevichi, ma ancor meno simpatizzava per i generali bianchi. Nessuno più di Wilson avvertiva la sfida portata dalla rivoluzione bolscevica e la prendeva molto sul serio. I 14 punti, per esempio, furono la risposta ideologica alla sfida sovietica di rifondare l'ordine interno degli stati e l'ordine internazionale. Il punto sesto, per esempio. Se non era una dottrina, era qualcosa però che indicava una futura politica americana verso la Russia, e quindi basata sul principio della non interferenza negli affari interni russi, sull'assistenza umanitaria del popolo russo e sull'integrità della Russia stessa, del territorio russo.
L'intervento americano in Siberia, si potrebbe dire che cos'era stato? Era stato un fondo, una mossa non tanto antibolscevica quanto anti-giapponese per controllare quello che facevano i giapponesi. Ce ne andarono pochi, gli americani 7.000, i giapponesi erano più di 70.000 e così via. Poi rimasero tanto i giapponesi lì. E soprattutto per protezione della legione cecoslovacca. Wilson, tra l'altro, era fiducioso. Che è una visione un po' sempre utopica degli americani, insomma, che hanno avuto negli affari internazionali. Era fiducioso che la questione russa potesse trovare una sistemazione alla conferenza, ma soprattutto all'interno della costituenda Società delle Nazioni o Lega delle Nazioni. E qui questa fiducia che io ho solo sfiorato, bisognerebbe andare più a fondo per capire questa fiducia di Wilson nella Lega delle Nazioni e potesse sistemare anche la questione russa. Tra l'altro Cicerin, che scriveva continuamente, insomma, lo parleremo tra un momento, provocava Wilson attraverso, diciamo, i suoi messaggi con forme paradossali su questa ironia americana. Bisogna leggere quei rapporti di Cicerin che sono pubblicati dalla De Graaf in quella raccolta dei Soviet Documents. Meno definite e assai meno definite e assai più divaricate erano invece le posizioni in seno all'intesa. Lloyd George non era, la pensava abbastanza come Wilson, giusto? E soprattutto avversava ogni crociata antibolscevica su ragioni di bilancio, di budget, e poi sul fatto che l'Inghilterra o la Gran Bretagna non avrebbe potuto sopportare un impegno a patto di non trovarsi di fronte a una rivoluzione, o perlomeno a dei moti molto, molto profondi all'interno della stessa compagine inglese. E poi quindi era portato al dialogo, avrebbe voluto instaurare un dialogo con anche bolscevichi, anche con il governo bolscevico, perché non riteneva più il governo sovietico un accidente storico. Si era convinto che fosse stato in qualche modo legittimato, secondo Lloyd George, dal consenso popolare. Ma Churchill, che era entrato nel governo dopo le elezioni del 1900, del dicembre 19, diceva non dal consenso popolare, da un terrore illimitato. E quindi questa posizione britannica tra Lloyd George e Churchill, insomma, delle volte fluttuava, non era sempre omogenea. La posizione francese era più coerente. Clemenceau, come Pichon, era un antibolscevico intransigente, fautore dell'intervento dell'intesa in Russia, ma era fautore con cuizio, direbbero gli spagnoli. Si presentava bellicoso e interventista ad uso dell'opinione pubblica interna, soprattutto quando si rivolgeva alla platea dei possessori del debito pubblico russo, ma nei consessi internazionali era molto più cauto nell'impegnare la Francia in un intervento. Aveva fatto bene i conti delle risorse francesi, come ha sostenuto Kossuth, e sapeva di non poter disporre a sufficienza di capitali e anche di non poter disporre a sufficienza di uomini per gettare in un'impresa come quella dell'intervento. Sosteneva invece con forza l'impiego in Russia di unità polacche, ceche, finlandesi e rumene, inquadrati certamente da ufficiali francesi. Le missioni francesi erano veramente numerose nei paesi dell'Europa centro-orientale e in Russia. E finanziate, ecco il problema, dovevano finanziarle gli americani e gli inglesi. Fu questa la proposta che il maresciallo Foch presentò il 12 gennaio in quelle sessioni preliminari che dovevano preparare i lavori della conferenza che, come è noto, si riunì il 18. E c'è un'analogia storica. Il 18 gennaio cos'era successo? Impero tedesco proclamato a Versailles. Queste date storiche sono veramente incredibili. Quindi, ecco, come spiegarsi allora? Qui è un punto su cui si potrebbe benissimo discutere. Come spiegarsi l'invio il 17 dicembre 1918 di unità senegalesi
e algerine in Ucraina. Qui sarebbe, questa questione ha impegnato molto gli storici francesi a dare una risposta. Lo si voleva fare mirava all'indipendenza dell'Ucraina? Punto interrogativo. Oppure ad allargare l'entroterra della Polonia e della Romania? Punto interrogativo. Oppure a non lasciare alla Gran Bretagna il completo controllo della Russia meridionale? La Gran Bretagna aveva già tutti i punti stabiliti dove erano sbarcati con piccoli contingenti, ma la Gran Bretagna avesse 14.000 uomini dislocati nei vari fronti di intervento in Russia. Non erano pochi, forse i contingenti più numerosi. Allora, il contingente poi multietnico, come voi sapete, fu frettolosamente evacuato ai primi d'aprile del 19 in seguito all'ammutinamento dei marinai francesi della flotta a Sebastopoli. Ma il giudizio di Clemenceau sul bolscevismo qual era? Certo, non era così preciso, non aveva informazioni così precise come invece le aveva della situazione interna francese. Lui lo giudicava un po' schematicamente. Il bolscevismo è la malattia della sconfitta. Questo era il suo giudizio. E riteneva che il regime sovietico non fosse vitale, ma che avrebbe potuto essere abbattuto con l'accerchiamento economico e con l'organizzazione degli elementi d'ordine in Russia. Gli elementi d'ordine sappiamo a cui si riferiva. La posizione di Orlando e Sonnino sulla Russia era abbastanza vicina a quella francese, con l'aggiunta che Sonnino incarnava lo spirito della crociata internazionale antibolscevica e però su un punto convergeva con quella di Wilson. L'Italia e Sonnino erano per l'integrità dell'impero russo. Riconosceva solo la Polonia, l'Italia riconobbe, e non con il corridoio polacco. Lì, diceva Sonnino, abbiamo messo una bomba sotto l'Europa. L'ostilità al bolscevismo era il comune collante su cui i governi alleati avevano fondato il loro principio del non riconoscimento del governo sovietico, ma l'ostilità non era una guida all'azione e nascondeva una sostanziale divergenza fra gli interessi dei vari alleati. Tra il novembre e il dicembre del 1918 il governo sovietico lanciò un'offensiva di pace preventiva. I bolscevichi ragionavano in termini marxisti. Si aspettavano che, finita la guerra, l'intesa desse inizio al grande intervento in Russia contro il potere sovietico. Per prevenirlo, Lenin e Cicerin replicarono con l'intesa il precedente applicato con i tedeschi, con Brest-Litovsk. E Litvinov, che era stato espulso da Londra qui dopo dei fatti che avevano coinvolto il consolato britannico, si era insediato a Stoccolma e, attraverso fiduciari, faceva pervenire o fece pervenire a Wilson e al governo britannico e poi anche agli altri governi una serie di proposte di pace molto favorevoli. Addirittura prometteva anche di trattare sulla restituzione dei debiti di guerra. Lloyd George avrebbe voluto, come si dice, vedere le carte, conoscere e valutare le intenzioni sovietiche. Clemenceau, sostenuto da Sonnino e da Orlando, fu contrario. Perché? Non credeva, tra le altre cose, che Lenin avrebbe risarcito il debito zarista, nonostante le occasionali assicurazioni che venivano lanciate attraverso questi messaggi. La questione della presenza della Russia si ripropose potentemente all'apertura della conferenza della pace. Qui era evidente a tutti praticamente che in assenza di un governo russo a Parigi la pace era certamente una semplificazione. Sarebbe stato impossibile, tra l'altro, senza un governo russo, ratificare le linee di confine stabilite o che si stavano stabilendo per la Finlandia, Paesi Baltici, la Polonia, per le regioni del Caucaso, si erano tutte rese praticamente indipendenti. La Confederazione Transcaucasica, poi le nazionalità armene, georgiane e azerbaigiane si erano tutte rese indipendenti, ma con quali confini? Lloyd George e Wilson avrebbero voluto invitare a Parigi tutti i partecipanti alla guerra civile russa, anche qui tutti è un
concetto molto ampio, perché nel 18 c'erano più di 18 governi o rappresentanti sedicenti tali in Russia. Comunque, questa era una proposta. Clemenceau e Orlando si opposero ad invitare soprattutto i bolscevichi, cioè i bolscevichi che avevano tradito, invitandoli a Parigi, la capitale sanglante, si direbbe, sanguinante. Si opposero. Sonnino ebbe l'alzata di genio di dire: beh, perché noi invitiamo gli esponenti zaristi o del vecchio impero che facevano parte della conferenza politica russa a Parigi, dove erano rappresentate tutte le sfumature esistenti in Russia, e qualcuno gli replicò: sì, tutte fuorché quella che oggi in fondo hanno più peso in Russia, cioè i bolscevichi, quindi non si può fare una cosa del genere. Quindi invece che a Parigi si scelse di invitare i governi di fatto in Russia all'isola di Principo, non lontano da Costantinopoli. Il governo sovietico accettò prontamente l'invito e lo fa con una dichiarazione molto interessante, il 4 di febbraio, che è pubblicata naturalmente anche questa, e accompagnò l'invito con una serie larghe promesse, tra cui la disponibilità ancora a riconoscere i debiti zaristi. Il progetto, come è noto, naufragò per l'opposizione dei generali bianchi il 14 febbraio. La Russia divenne ormai il convitato di pietra e soprattutto la pietra d'inciampo della conferenza stessa, per cui cominciò a maturare nella conferenza il dilemma: o si abbatte il governo bolscevico o lo si deve in qualche modo invitare, si deve trattare con lui. Il 15 febbraio allora i sostenitori dell'intervento fecero la loro proposta, proposero una crociata internazionale contro la Russia sovietica e naturalmente sostenuta da un corpo di spedizione di 150.000 volontari. Lo fecero Clemenceau, lo fece Churchill e Sonnino. Ma il problema rinacque subito dopo. Una volta abbattuto il regime sovietico, con cosa rimpiazzarlo? Come rimpiazzarlo? L'opera non sarebbe stata finita senza risolvere anche l'avvenire della Russia, e su questo tema anche gli interventisti non erano d'accordo. Si potrebbe vedere, alcuni sostenevano Denikin oppure Kolchak, e altri invece sostenevano una Russia federale. C'erano veramente le idee molto poco chiare, soprattutto non convergevano fra di loro. Il 18 febbraio Clemenceau decise di prendersi a carico la questione russa, di volerla in qualche modo delibare fino in fondo. Furono sospese le sedute del Consiglio dei 10 e il 19 doveva incontrarsi con Balfour e con House per decidere cosa fare, se non che il 19 stesso, la mattina, fu fatto oggetto di un attentato e fu ferito da un sedicente anarchico comunista. Ora io non ne so molto di più perché gli archivi non li ho visti a questo punto. E della questione russa non si parlò più per una settimana. In questo periodo di sospensione della conferenza, della questione russa, diciamo così, anche della conferenza, Wilson e Lloyd George aprirono una trattativa con il governo sovietico, e in forma autonoma e clandestina. Il giovane agente dei servizi segreti americani, William Christopher Bullitt, munito di credenziali opportune, partì il 22 febbraio da Parigi diretto in Russia. Solo 4 persone conoscevano questa iniziativa. Partì con dei chef, con qualcuno che era un ceffo anche, si dice, della CK. Va bene. Bullitt arrivò l'8 marzo a Pietrogrado e da lì raggiunse Mosca, dove conferì con Cicerin e con Lenin. Alla fine di marzo fece ritorno a Parigi, recando le proposte di pace sovietiche, anche queste conosciute e pubblicate. A suo avviso erano molto incoraggianti, e leggendoli questi documenti sono veramente pieni di disponibilità del governo sovietico. Si sarebbe aspettato quindi di essere ricevuto da Wilson e da Lloyd George, ma nessuno dei due lo ricevette. Le proposte sovietiche sembrava non interessassero più a nessuno. Perché? Perché nel periodo dell'assenza di Bullitt la rivoluzione aveva fatto la sua comparsa in Europa. Il 21 febbraio era scoppiata la rivolta in Baviera dopo l'uccisione di Eisner, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi si stabilirà subito dopo un governo sovietico. Il 21 marzo a Budapest era nata la Repubblica Comunista d'Ungheria. E quindi l'atmosfera in Europa e l'atmosfera alla conferenza si era molto radicalizzata. E
in questa situazione fallì anche l'ultimo tentativo di Wilson di mettersi in contatto con i sovietici attraverso la missione Nansen, famoso esploratore, scienziato norvegese neutrale, il quale era portatore da parte di Wilson di una missione umanitaria, voleva in qualche modo sfamare la Russia, però avendo come controproposta la cessazione del conflitto in ogni regione. E questo fallì, questo progetto, fallì anche perché i francesi ci misero la loro, perché Pichon e Clemenceau ridimensionarono questa Leffe. Come? L'America sfama tutta la Russia? Com'è possibile? L'avrebbero fatto dopo, attraverso un sistema ingegnoso negli anni 20. E poi dice, perché si deve fare la tregua su tutti i fronti? Ma Kolchak sta vincendo, ecco il problema. Kolchak stava vincendo, apparentemente per gli alleati sappiamo che stava vincendo. E quindi sospendere le operazioni sui fronti nel momento che l'avanzata dell'ammiraglio Kolchak sembrava aver travolto le difese e quindi si avrebbe potuto pensare di collegarsi con il fronte di Arcangelo, trovare un collegamento sarebbe stato controproducente per coloro i quali che sostenevano l'intervento e la vittoria dei bianchi in Russia. Devo concludere naturalmente, 5 minuti me li concedi. Dovendo concludere, tra l'intervento, la crociata internazionale contro il bolscevismo e il negoziato prevalse il pragmatismo con cui l'intesa aveva impostato all'inizio la sua politica in Russia. Quelle misure che furono prese soprattutto subito nella fine del 17-18. Prendeva atto dell'anarchia esistente, l'intesa, teneva presente una serie di soluzioni, fra cui la formazione di una nuova costellazione di stati alla periferia dell'impero e anche il principio della non interferenza, che era alla base del comportamento, condiviso da tutti, nascondeva era la foglia di fico che nascondeva una sostanziale ipocrisia. L'ipocrisia veramente qui fu la massima. E chi la smascherò questa ipocrisia? Ma Winston Churchill. Io traduco qui da un suo scritto, che dice così: sono gli alleati in guerra con la Russia? No, di certo. Tuttavia sparano a vista ai bolscevichi, stanno sul suolo russo come invasori, armano i nemici del governo sovietico, desiderano e pianificano la sua caduta. Ma la guerra? No, è uno scandalo. L'interferenza? No, è una vergogna. È indifferente per essi come i russi vogliono condurre i propri affari. Essi sono imparziali. Poi conclude in inglese bung, e io dico balle, è così che la traduzione viene fatta. L'ultima osservazione, caro Presidente. Per i leader occidentali, le operazioni militari in Russia fra il 1918-20 furono poco più che un fronte lontano, marginale, al limite. Per una generazione di russi fu l'evento principale della loro vita e segnò profondamente la coscienza dei russi nei confronti dell'Europa, in generale diciamo oggi dell'Occidente. La controversia politica sulle ragioni dell'intervento, sul blocco, è stato oggetto in Russia, soprattutto fra le due guerre, ma anche oggi, oggetto di molte opere storiche. La più importante di esse fu quella del diplomatico storico Boris Stein, che è stato ambasciatore anche in Italia negli anni 30, che scrisse quel libro, che è veramente un libro molto importante, Ruski Vapros, che significa la questione russa. E io l'ho letto, e ce l'ho in tedesco, di Russische Frage, Leipzig 1950. Ora, è chiaro che qui rigetta questo libro, scritto anche nel 1949, quindi nel pieno della guerra fredda, rigetta tutte le interpretazioni occidentali, la distinzione fra piccolo e grande intervento. Gli occidentali volevano subito spengere la rivoluzione dove era nata. Quindi non ci sono da fare tante interpretazioni. E è interessante notare
che la storiografia russa oggi, che è variegata, però si sta molto più ricompattando su posizioni nazionaliste, e soprattutto una collega anche, che ha scritto questo saggio riprendendo proprio le tesi di Stein, dice proprio così. Allora, come oggi, tutti gli occidentali applicano una politica di assedio alla Russia. Questo è, diciamo, il ricordo che hanno, che la riattualizzazione, per cui io ho fatto questo cappello anche la riattualizzazione della conferenza di Genova, dell'assedio verso la Russia, il complesso obsidionale dei russi che nutrono nei confronti dell'Europa già dalla guerra di Crimea, eccetera, eccetera. E questo è il punto di cui noi dobbiamo tener conto come storici. Quale Russia vogliamo noi? Questo è il problema, che non è finito, ricomincia. Per cui questi dicono che nel 1919-20 hanno fatto una guerra di indipendenza. I bolscevichi fanno una guerra di indipendenza, e lo dicono anche oggi. Alcuni dei più importanti storici sovietici. Grazie. Bene, ringrazio anche Giorgio per questo suo appassionato intervento. E devo dire che siamo in orario perfetto perché sono le 13 e quindi abbiamo la pausa pranzo e tutti i presenti sono invitati ad accomodarsi. Grazie ancora a tutti i relatori per i loro interventi. Grazie mille.